L'idea è stata di Cristian Ricci, direttore artistico del Laboratorio Lirico del Veneto e del concorso internazionale lirico Martinelli Pertile. Unire creazioni orafe alle opere liriche, ovvero abbinare i gioielli dell'opera. Ha preso vita così il primo allestimento di una mostra unica nel suo genere nella città murata, situata nel Salone Nobile di Palazzo Valeri, sede di Crediveneto. Ricci ha coinvolto un artista orafo di Montagnana pressoché sconosciuto alla cittadinanza. Il suo nome è Roberto Tosetto, che in 40 anni di attività non ha mai immaginato o pensato di poter esporre in una mostra le sue creazioni. Sì, è stata la sua prima mostra. Artista mite quanto creativo, Roberto, come ci spiega, non pone limiti temporali per le sue opere d'arte. Può impiegare un mese come 2 anni, le sue creazioni sono senza tempo. Ci sono oggetti ideati da me e oggetti ideati da clienti che io poi produco. E dove ha preso quest'arte? L'ho imparata dal maestro Galvan di Padova. Ho lavorato anni lì. Era una gran bottega. Questo è vetro che nello sciacquare della spiaggia è talmente leviga che ha fatto questo risultato. Poi abbiamo fatto appunto un modello in cera, diciamo ogni singolo pezzo di vetro, la fusione, realizzato il lavoro. Anche il padrone di casa, Alessandro Belluzzo, presidente di Crediveneto, è soddisfatto dell'uso culturale e sociale di Palazzo Valeri. Quando abbiamo deciso di ristrutturare questo palazzo, l'obiettivo era quello di fare una bella filiale per la città di Montagnana, ma volevamo anche restituire questo magnifico salone alla comunità per fare mostre, per fare incontri, per fare presentazioni di libri, di quadri o di gioielli come questa sera. È più centrale sicuramente, si affaccia alla piazza principale della città, è facilmente fruibile e credo che una manifestazione così bella con un soprano veramente, la signora Vezzù, molto bravo, credo che un sacco di gente, quindi possiamo solo essere contenti e orgogliosi di questo. Il merito dell'iniziativa culturale è senz'altro di Cristian Ricci, che ci ha concesso questa intervista. È una mostra che abbina i gioielli alle opere liriche, ma abbina Montagnana all'opera lirica ancora una volta. Il grande personaggio che ho scoperto a Montagnana, ma tutti quanti noi montagnanesi ne eravamo a conoscenza di questo grande personaggio, che è Roberto Tosetto, ha dimostrato pezzo dopo pezzo che l'unione tra opera lirica, musica e sensibilità musicale ben si sposa anche con l'attività commerciale. Una mostra che rende onore al suo protagonista, una mostra che rende onore a Montagnana e una mostra un po' culmine di quello che è il percorso del Laboratorio Lirico del Veneto. Non dimentichiamoci che veniamo da 2 grandi concerti in 2 grandi teatri, quello di Vicenza, Teatro Comunale di Vicenza, con più di 800 persone spettatrici, e il Teatro Comunale di Rovigo, dove i nostri giovani del laboratorio sono stati amati, apprezzati, acclamati. Insomma, la ricetta è quella giusta. Continuiamo avanti con questa umiltà, perché umiltà uguale professionismo. Noi vogliamo proporre e produrre un modello nuovo per Montagnana, che è quello della professionalità anche nel campo turistico e nel campo culturale.